Allora, mister Crudeli, siete venuti qui in Puglia per racimolare poco per muovere la classifica. Voi comunque già mercoledì avete il recupero della terza giornata contro il Forte dei Marmi. Sì, ma guarda, posso solo dire che stasera le uniche persone all'altezza della situazione sono stati i tifosi che sono venuti da Vercelli a tifarci, perché una partita come questa va vinta, punto e basta. Quando siamo andati diverse volte nel doppio vantaggio, è vero siamo stati anche sotto, ma siamo stati sotto perché abbiamo concesso noi, abbiamo regalato noi, abbiamo fatto tutto noi stasera e queste cose qui non si fanno. Non è ammissibile venire qua, un conto è se Giovinazzo viene, ti mette sotto, vince la partita, applauso, ciao, arrivederci e grazie. In questa maniera qui veramente è una roba assurda, completamente assurda. Non ho parole solamente per i tifosi, li ringrazio, sono veramente stati fantastici, hanno cantato tutto il tempo, sono venuti qua in tanti, distantissimi da Vercelli, ci stanno vicino da sempre, sono gli unici che ci stanno vicino da sempre, quindi grazie ancora. Infatti abbiamo visto una tifoseria che raramente si vede qui a Giovinazzo perché le trasferte sono abbastanza lunghe. Un giocatore su tutti, Mattugini, è stato il mattatore della serata ai danni della FP Giovinazzo. Sì, Cocco ha fatto veramente una buona partita, è un po' che gli chiedo alcune cose, anche stasera in alcune chiaramente è mancato, però ce ne fosse di prestazioni così, quindi gli faccio i complimenti, ha giocato, ha dato tutto, quindi lui è uno di quelli che ha fatto veramente bene stasera. Complimenti. Grazie mille.